Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buon pomeriggio. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è l'altra metà della radio. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 30 di settembre dell'anno del Signore 2024. Puntata che facciamo, diciamo, in maniera un po' artigianale dal balcone, perché al piano di sopra stanno facendo dei lavori. Non so se vi arrivano nel microfono, Lawrence, spero di no. Beh, di conseguenza l'unico posto, diciamo, abbastanza insonorizzato è questo, ma noi diamo subito i nostri caveat 0292947222 se volete telefonare, oppure 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, e al telefono c'è lei, la padrona di casa, la sempre benvenuta Laura Ravetto. Buon pomeriggio. Che presentazione, fantastico. Ciao Antonino, buon pomeriggio. Beh, ma almeno insomma è soleggiato sul balcone? Sì, è soleggiato, anche perché a quest'ora il sole gira da questo lato, quindi io non so se tu mi vedi, ma gli ascoltatori mi possono vedere. Io ho la cravatta regolarmente annodata, suderò come un porco, ma non mi importa, io devo essere in ordine perché sto parlando con una signora e con i miei ascoltatori, per cui massimo rispetto prima di tutto. Fantastico. Mi ero fatto pure il nodo Windsor oggi per te, ma voglio dire, pazienza. Apprezzo moltissimo questo. Grazie, allora, anche perché ultimamente ho sentito delle crociate assurde contro la cravatta ritenuta strumento di patriarcato tossico. Io veramente non so più da che parte guardarmi. Cioè qua qualunque cosa io indossi o usi è patriarcato. Sì, no, poi vorrei dirti che è un po' il contrario, perché per esempio una cosa che ho sempre trovato abbastanza incredibile è che questi poveri uomini siano costretti alla Camera dei Deputati a indossare sempre comunque la cravatta, cosa giusta, perché noi rappresentiamo tutti e quindi dobbiamo essere in ordine e riconoscibili da tutti senza disturbare nessuno, però ecco, teoricamente le signore parlamentari possono entrare un po' come vogliono, tant'è che certe volte vedo delle scene anche abbastanza raccapriccianti, soprattutto verso maggio-giugno, ecco, quindi semmai è un po' il contrario, ecco, penso sia uno strumento di tortura del patriarcato eventualmente. Sembra anche a me, e comunque in ogni caso io mi divertirei, perché al momento siamo a quota 343, escluse quelle di maglia, quindi abbiamo ancora ampio margine per arrivare fino a 1000. Laura, senti, allora lasciamo le amenità per entrare subito. Dimmi. Posso dire solo una cosa sul numero delle tue cravatte, che comunque è molto distante dalle migliaia di firme che abbiamo raccolto per Matteo Salvini, Dobbiamo dirlo, un successo incredibile. Questa è una cosa che ormai siamo al secondo weekend e la gente sta con Matteo, Ma io infatti ho visto un po' delle tue storie che hai pubblicato su Instagram e vedo che c'è molta partecipazione ai gazebo, e vedo che tra l'altro c'è molto affetto nei confronti di Matteo Salvini. Insomma, ho visto, mi pare fosse a Milano, e non era certo un quartiere, diciamo, di quelli snob, un quartiere anzi popolare, e ho visto che c'era molto affetto nei suoi confronti. Sì, assolutamente. Di solito bisogna insomma attirare anche un po' l'attenzione quando facciamo i gazebo, no? Perché bisogna insomma creare un po' di clima. In questo caso proprio la gente veniva spontaneamente, assolutamente sì. E questa è la cosa più importante. Chissà la gente spontaneamente cosa farebbe invece a questo 17enne, ed entriamo così in argomento oggi, questo signorino di Viadana, il quale ha ucciso la povera Maria Campai, 42 anni, rumena, conosciuta su un sito di appuntamenti. Prima ci ha fatto l'amore, dopodiché l'ha ammazzata, strangolata, e ha confessato ai giudici, agli inquirenti ha detto: volevo sapere cosa si prova ad uccidere. Ora io veramente mi chiedo a che livello siamo arrivati in questo paese di idiozia. Sì, allora questa è una notizia veramente incommentabile. Capisco perché tu l'abbia messa in questo spazio, perché anche se non si tratta di un femminicidio in senso proprio, perché noi dobbiamo sempre ricordare che femminicidio non è
uccidere una donna, perché uccidere una donna o uccidere un uomo è la medesima gravità. Femminicidio è quando si ha un reato specifico che è l'uccisione di una donna da parte di un uomo che si sente abbandonato, lasciato nell'ambito di una relazione. Quindi anche se non si tratta di un omicidio, perché sennò nessuno qua vorrebbe teorizzare che l'uccisione di una donna sia superiore a quella di un uomo, la cosa incredibile, qua ci sono gli aspetti secondo me del pregiudizio sulle donne, è stato a leggere alcuni commenti di questo tragico fatto di cronaca, oltre alle vergognose dichiarazioni di un ragazzo di 17 anni che non ha nessun tipo di giustificazione. Ora immagini i suoi avvocati si appelleranno come al solito a tutte le fantasiose teorie possibili sulle infermità mentali, le immaturità, ma qua è semplicemente veramente prendere atto purtroppo che c'è anche nell'ambito della stessa gioventù una sacca di criminalità efferata e che tra l'altro uccide per il gusto di uccidere. Ora poi adesso io sto alle dichiarazioni di questo ragazzo, poi saranno gli inquirenti a decidere se veramente le cose stanno così, però hai fatto bene a portare il tema perché, ripeto, alcuni commenti sono stati incredibili, cioè abbiamo letto commenti di persone innumerevoli che dicevano ma in fondo questa signora se l'è cercata, è andata con un minorenne, si è trovata in una situazione di sesso con una persona molto più giovane. Ecco, io questo lo ritengo raccapricciante, cioè al netto delle chiaramente valutazioni di natura etica e morale che si possono fare, perché indubbiamente premesso che c'è sempre differenza tra relazioni consenzienti e non consenzienti, però è chiaro che io magari non è che sarei proprio felice avessi un figlio adolescente di vedere che in qualche modo intrattiene una relazione con una persona molto più grande, ma ti sembra che di fronte all'uccisione di una donna uno possa fare un commento di questo tipo? No. Ricordano un po' i telecercata di altre situazioni di cronaca invece relative ai femminicidi, no? Quando per esempio ci sono state uccisioni di donne che magari venivano descritte come particolarmente gioiose verso, diciamo, le relazioni, no? E allora in qualche modo si voleva trovare, non dico una giustificazione, ma una sorta di attenuante all'efferato crimine che era stato compiuto. Ecco, a me queste cose fanno orrore e quindi abbiamo fatto bene a parlarne, perché si tratta di un brutale assassinio. Da come la vedo io non riesco a trovare la minima attenuante in un'azione di questo tipo e naturalmente porta a una riflessione di tutti noi come stiamo pensando come genitori, perché comunque io mi chiedo come sia possibile che alcuni, perché poi non si può generalizzare, per fortuna i giovani italiani non sono così nella generalità, ma alcuni giovani possono arrivare ad avere simili pensieri, azioni e anche riflessioni dopo le loro azioni. Ecco, però c'è anche un altro dato, e il dato è che questo galantuomo, si fa per dire galantuomo, sui suoi spazi social esaltava Filippo Turetta. Tant'è vero che aveva il meme di Giulia Cecchettin ammazzata da Filippo Turetta, e allora qui vedi che piano piano il femminicidio comincia a entrarci. Cioè, Turetta ha fatto scuola fino a questo punto? Ecco, a me questo era sfuggito, questo dettaglio raccapricciante, e se fosse così allora sì, si configura una cosa addirittura premeditata di femminicidio, cioè la soppressione della donna. Allora, senza che nessuno si voglia improvvisare psicologo, perché è un mestiere complicato, complesso e non ci si può permettere di fare analisi radiofoniche, tantomeno da parte di una come me che è avvocato e che quindi non ha nessun titolo, però ecco, verrebbe no, da me come persona comune dire vedi un uomo che consuma un atto sessuale e poi vuole la distruzione della persona con cui ha avuto questo atto perché magari non riesce a accettare a se stesso di aver compiuto un atto simile, no?
per esempio, di essere stato magari con una donna più matura. Certo. Questo lo configurerebbe effettivamente addirittura come un reato di femminicidio. Addirittura la gravità è una giustificazione, ma parliamo sempre di una povera donna uccisa, e quindi voglio dire la gravità è sempre quella. Però ecco, a me questo dettaglio era sfuggito. Ecco, sì, no, è un dettaglio che è emerso nelle ultime ore. Questo signore, insomma, si riconosceva in Filippo Turetta e ha ben pensato di comportarsi in questo modo, il che mi lascia davvero esterrefatto, ed esterrefatto anche per il vuoto. Cioè, questo postava le svastiche, postava Turetta, lo esaltava. Io credo che uno così sostanzialmente sia uno vuoto. Poi il padre che dice sicuramente ha avuto un complice, ma il fatto che abbia avuto un complice non lo rende meno colpevole di questa vicenda, io credo. Assolutamente, l'ho detto anch'io. Poi sai, i padri, le madri forse non riescono magari a giustificare neanche a se stessi, perché io devo dirti una verità, io qua ho due considerazioni da fare. La prima Sì. è ma i genitori dovrebbero un attimo controllare quello che possono i figli sui social, soprattutto se sono minorenni. Se io beccassi Clarissa a postare qualunque riferimento a celebrazioni di figure criminali, le fanno un tagliolo tanto i social, non dovrebbe usare più e sicuramente diciamo che la attenzionerei quotidianamente. E poi voglio anche arrivare a questi algoritmi ridicoli di cui tutti siamo stati vittime, perché sono convinta anche tu. Io una volta ho postato una foto meravigliosa con mia figlia, l'algoritmo mi ha segnalato che secondo lui era una foto inappropriata. Io e Clarissa per mano di tutto punto vestite, per lui era una foto inappropriata, e poi abbiamo la possibilità sui social di vedere queste schifezze senza che nessuno chiuda i profili, indaghi chi le ha scritto, vada a verificare di che personalità si tratti. Allora sì, l'intelligenza artificiale sarà pure gli algoritmi per ora artificiali. Non abbiamo però più il telefono. Eccoti, ci sei di nuovo, Laura? Ma io ci sono sempre in realtà. Sul più bello mi sei sparita, non t'ho sentita più. Eri arrivata all'intelligenza artificiale. No, ho detto che magari sarà il futuro, però in verità gli algoritmi hanno anche margini di miglioramento. Sono innocenti di madri con figlie e poi consentono la pubblicazione sui social di cose talmente scandalose come inneggiare a un criminale, e non vengono segnalati, non vengono chiusi i profili e non viene fatta indagine sui proprietari dei profili, c'è un problema, siamo d'accordo? Direi che siamo ampiamente d'accordo sotto questo profilo, e questo dimostra anche l'idiozia dell'elettronica in mezzo alla quale noi viviamo e nella quale siamo immersi. Io direi 0292947222 se i nostri ascoltatori vogliono intervenire, oppure 340-670-9659 se i nostri ascoltatori hanno voglia chiaramente di dire qualcosa a proposito di questa vicenda attraverso la zappa o il WhatsApp. Mentre qua il cantiere va avanti, c'è un altro fatto che lascia abbastanza esterrefatti, ed è quello di Traversetolo, dove questa 21enne Chiara ha ben pensato di seppellire in giardino non uno ma addirittura 2 figli avuti nel corso di 2 parti, di 2 gravidanze separate a distanza l'uno dall'altro. Ecco, il fidanzato non ne sapeva niente, lei ha detto che ha fatto tutto da sola. La famiglia dice no, noi non ne sapevamo niente. Ma parliamoci chiaro, cioè credono che abbiamo tutti l'anello al naso. A me viene difficile credere che questa abbia fatto tutto da sola. Allora, non lo so, davvero è una cosa su cui mi sono interrogata anch'io, non lo so. Non rende comunque chiaramente la cosa meno efferata da parte della ragazza, però certamente comporterebbe un allargamento di responsabilità. Io non lo so, io non
difficoltà a immaginare come si riesca, però devo anche dire che ho letto dichiarazioni in cui la madre le chiedeva come hai fatto a partorire, anche solo a partorire da sola, e lei rispondeva con distacco e disprezzo come hai fatto tu, nel senso come hai fatto tu a partorire, quindi non lo so, non posso io pensare di giudicare eventi che non conosco. Indubbiamente pone comunque un tema di ascolto e di attenzione sui giovani da parte degli adulti, perché anche se non se ne sono accorti è grave che non se ne siano accorti. Ma lo dico a me stessa come madre, non vado a gettare la pietra sugli altri genitori. Però ecco, fa riflettere, dire beh, insomma, allora forse dobbiamo prestare un po' di attenzione a quel che succede, perché anch'io lo ritengo incredibile, però anche qua no, la freddezza, il distacco delle dichiarazioni post fatto che lasciano sconvolti, no? Quasi come se questi ragazzi non avessero nessuna percezione del disvalore delle azioni compiute. Questo lascia sgomenti, pone un interrogativo alla politica, che è un interrogativo soprattutto di formazione scolastica, quindi sicuramente le iniziative, diciamo così, di ritorno al passato, mettiamola così, al passato, diciamo quello positivo, volute dal ministro Valditara, sembrano iniziative intelligenti, naturalmente non certo a debellare profili criminali, però l'idea di riportare la condotta, l'attenzione sulla condotta, l'attenzione sull'educazione civica, l'attenzione diciamo a capire anche un po' il profilo umano dello studente, oltre la conoscenza didattica, probabilmente a questo punto è necessario, perché per quanto tu sai benissimo Antonino, che io sono una di quelle che ritiene che il primo punto di educazione debba partire dalla famiglia, che la scuola non debba avere un'invadenza diciamo morale, ma debba essere più una funzione meramente di trasferimento nozionistico, però di fronte a questo certo comprendo che anche la scuola ha un ruolo chiave nell'attenzione, nella verifica anche delle condotte. Beh, questo sicuramente, però allora pongo pure a te una proposta che aveva fatto in tempo immemore il Partito dell'Amore di Moana e Cicciolina. Lo so che fa ridere la citazione, ma visto che siamo anche nell'ambito del trentennale della dipartita di Moana, l'ultima Aspasia del XX secolo, allora ci sta a dirlo. Ma non sarebbe bene mettere i distributori di preservativi nelle scuole? Sì, questo è tutto un tema, una discussione. Così almeno cominciano, se proprio devono, almeno la praticano la contraccezione, insomma. Sì, vabbè, in questo caso, come sai, parliamo di un crimine efferato che prescinde la regola contraccettiva, anzi pare che il fidanzato di questa ragazza abbia dichiarato che lui era convinto che fossero protetti diciamo dal prendere la pillola di lei, quindi non vedo una correlazione con l'educazione sessuale. Io però, per carità, per rispondere alla tua domanda, sì, io da liberale non ci vedrei niente di così traumatico. Quando ero ragazzina io c'era la campagna di Lupo Alberto sui contraccettivi, me la ricordo ancora, alle medie, quindi non ci vedrei niente di traumatico, però ecco qua il vero tema è il disprezzo per la vita, cioè è il disprezzo per la vita, perché adesso fanno le analisi anche sul secondo corpicino, però sicuramente no. E poi vedremo il secondo, un povero essere indifeso appena partorito e disprezzo per la vita, cioè qua non è solo negazione della maternità, qua è disprezzo per la vita. Questo comporta, io come genitore non mi farei in più che una domanda, ecco. Beh, qualche domanda me la porrei anche io, già che ci siamo, e del resto questo coinvolge anche la valutazione della vita che noi abbiamo, la valutazione della sua dignità, del suo senso. Resta il fatto che comunque una Medea 2.0 come questa, una che senza colpo ferire, piglia e fa sparire 2 bambini in questo modo e nessuno se ne accorge, insomma io resto in ogni caso abbastanza sorpreso, questo perché francamente tutto mi aspetto meno che
naturalmente che una mammina, una che ha appena partorito, abbia la lucidità di decidere la soppressione di una vita. Resto veramente, veramente senza parole. Questa cosa mi lascia davvero, davvero così. E però io vedo anche la verità di stamattina con l'ex militante di Femen, Margherita Stern, che dice: oggi le donne vengono minacciate dall'ideologia trans e dall'Islam. E allora mi sa che qua in Occidente sostanzialmente è come quella famosa serie di romanzi di Stieg Larsson, uomini che odiano le donne. Cioè, diciamoci la verità, la società occidentale odia le donne. Allora, non so se odi le donne, però sicuramente ci sono dei movimenti che in qualche modo contrastano la libertà femminile in modo netto, movimenti e religioni. E fa effetto questa dichiarazione da parte dell'FMN, no? Perché anche lì, no, si comprende bene che poi alla fine non è che ci sono icone di destra o di sinistra, ci sono persone che ragionano, le FMN che magari sono icone di sinistra da sempre, sentir dichiarare che la teoria trans, che poi è quello che teorizzo io da sempre, sia un pericolo nei confronti dei diritti delle donne, ecco, io sono certa che questa notizia la sinistra non l'avrà cavalcata. Ma io lo penso da sempre, ma non perché ci sia una particolare forma di odio, ma più banalmente perché se tu arriverai a negare la differenza uomo-donna, arriverai a negare anche la necessità delle politiche di genere. E quindi arriverai a negare che io, politico, debba fare qualcosa per mettere in atto un equilibrio di parità, perché tanto, come ci diciamo sempre, no, facciamola più facile, ma se io devo dare dei soldi per fare le decontribuzioni dell'assunzione delle donne nelle aziende e domani vige nel mio paese una teoria per cui tu, a seconda di come ti svegli la mattina, ti senti donna o non ti senti donna, è chiaro che io legislatore una legge così non la potrò mai fare, perché potenzialmente ogni giorno potrebbero esserci 60 milioni di persone che si svegliano e dicono: ah no, guarda, su 60 milioni le donne sono 25 milioni, ma gli altri 35 oggi si sentono donne e quindi anche loro vogliono essere assunti con delle agevolazioni, no? È un esempio, diciamo, banale ma efficace. Quindi l'Islam non ne parliamo, l'abbiamo detto in più occasioni, vogliamo non creare la generalizzazione, vogliamo dire che si tratta non di tutto l'Islam, però voglio dire, a me la religione islamica mi sembra purtroppo chiara e quindi l'idea dell'associazione femminile è irreista. Però sai, quando parliamo di disprezzo della vita, io credo che oggi sarebbe anche interessante commentare, Antonino, quello che ha dichiarato il Papa. E per me, che sono una liberale, tu lo sai, è particolarmente interessante commentarlo, no? Perché comunque tu sai benissimo qual è la mia posizione, no? La mia posizione è che non sono sicuramente una fan dell'aborto, perché non lo sono, però ho sempre pensato che l'ultima parola spetti comunque alla donna. E pertanto sono una di quelle che dice che la 194 non va modificata, ma semmai va ben attuata, nel senso che soprattutto quando le donne hanno problemi economici devono essere messe in condizioni di non dover ricorrere all'aborto, quindi ci dovrebbe essere qualcuno che spiega loro che ci sono delle possibilità di portare avanti questi bambini senza averne un carico economico, perché insomma l'idea di sopprimere una vita per questioni economiche a me farà capriccio. Però oggi il Papa, anzi ieri, è stato nettissimo, no? Ha detto sono dei sicari. E io ti dico che pur avendo quest'idea liberale, pur dicendo che la donna deve avere l'ultima parola, non è che mi sia stupita molto per le parole del Papa. Cioè il Papa fa il Papa, cioè a me sembra il minimo che lui difenda comunque sempre la vita e arrivi anche a delle iperboli, no? E invece sono abbastanza sicura che tutta la cosiddetta intelligenza di sinistra, che di solito usa il Papa alla carte, no? Quando dice qualcosa di molto di sinistra va benissimo, sono sicura che su questo o tace o comunque l'avrà diciamo commentato negativamente, ma volevo un po' discuterne anche con te, che so che hai una visione anche un po' diversa dalla mia. Ma guarda, il Papa ogni tanto si ricorda di essere il Papa e fa il Papa. Del resto la Chiesa Cattolica non accetterà mai l'aborto. La Chiesa Cattolica ha esteso con questo Papa
l'assoluzione per chi ricorre all'aborto, quindi non è più una scomunica riservata ai vescovi e solo i vescovi ti possono assolvere, ma ti può assolvere anche un sacerdote normale. Detto ciò, però, resta il fatto che il Papa fa il Papa, appunto, ma lo Stato ha il dovere di esserci per tutti. E io continuo a pensarla come Arturo Carlo Jemolo, cioè una legge ci vuole, a prescindere dal fatto che il Papa dica una cosa o non la dica. Come credente sono d'accordo con lui, però esiste anche della gente che in Dio non ci crede o che è di un altro culto e non vi fa ricorso e di conseguenza preferisce abortire. Allora che facciamo? Torniamo alle mammane, torniamo alle ipocrisie di chi andava in quelle piccole storie ignobili cantate da Guccini nel 1976? Allora, una legge certamente ci vuole. Dopodiché, prima di tutto, educazione sessuale e secondo, contraccezione, perché più pillole e meno aborti, allora, se proprio dobbiamo. Io sono sempre per la teoria del male minore. Comunque, sono le 15, 31 minuti e 16 secondi, ti chiedo un momento di pausa. Vai, vai. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E rieccoci di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà con l'altra metà della radio, Antonino Danna, balconato insieme a voi e a Laura Ravetto per questa rassegna stampa un po' in modalità cantiere, però noi ci siamo, per fortuna ci siamo, noi siamo gente che non si arrende mai, per cui va bene così. Allora, Laura, Sì. nel frattempo però io vedevo la nostra Elisabetta Franzoia che riportava, Elisabetta Franzoia, lo diciamo per chi ci sta ascoltando, è la responsabile per la Lega Liguria delle pari opportunità, è una delle collaboratrici, diciamo, bravissima. Ecco, più strette di Laura, e in particolare Elisabetta riferiva questa notizia da Novara. Sentite qua: investe a coltella l'ex moglie davanti alla scuola del figlio, 39enne gravissima. Una donna di 39 anni si trova ricoverata in gravissime condizioni dopo che questa mattina è stata investita dall'ex marito con l'auto davanti alla scuola del figlio e poi è stata colpita con un coltello. L'uomo è in stato di fermo per tentato omicidio. L'uomo, tra l'altro, un senegalese da molti anni residente in Italia, secondo quanto ricostruito finora stamattina, intorno alle 8 ha ferito l'ex moglie davanti alla scuola del figlio a Sorriso, a un centinaio di metri dalla casa dove lei si è trasferita a vivere dopo la separazione. Dove è successo, Antonino? È in provincia di Novara, Uh-huh. vicino a Borgomanero per la precisione. Uh-huh. La donna, 39 anni, anche lei di nazionalità senegalese, si trovava davanti all'istituto quando è stata travolta dalla Fiat Station Wagon alla cui guida c'era l'ex marito, che dopo averla vista a terra è sceso dalla vettura e l'ha colpita con un coltello. Si voleva proprio assicurare che defungesse. Alcuni passanti, continua fanpage.it, tra cui il papà di un alunno che frequenta le elementari, hanno bloccato e chiamato una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri che si trovava già in zona. I militari hanno arrestato il quarantenne per tentato omicidio. La donna è stata trasportata all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero in gravi condizioni, con prognosi riservata, avendo riportato serie lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dalle prime testimonianze raccolte, la coppia non viveva più assieme da anni, la vittima ha avuto dall'ex marito 5 figli e tutti vivono con lei. Insomma, una storia abbastanza raccapricciante, direi. Sì, che spero porti alla condanna di quest'uomo e magari anche al rimpatrio, o laddove la triste dato di realtà avesse la cittadinanza italiana, poiché è qui da anni, anche la revoca. Perché poi questo è, no, su cui noi ci stiamo battendo come Lega. Perché già abbiamo i problemi nostrani, perché io non è che faccio finta di non vedere che abbiamo un sacco di femminicidi a opera di italiani di quarta generazione, perché se no sarei un ipocrita e tu sai che io non sono un ipocrita. Però ecco, che magari non diamo anche la cittadinanza
e meglio la revochiamo a chi si macchia di simili delitti, no? Quindi adesso sai che si sta lavorando a questa ipotesi per cui chi ha la cittadinanza italiana e già oggi, no, se si macchia di determinati reati, per esempio atti di terrorismo, gli viene revocata. Ecco, che venisse estesa anche a questo tipo di gravissimi reati. Naturalmente quando l'abbiamo proposta ci sono stati i cori dei costituzionalisti dell'ultima ora, no? Perché poi si scoprono Sì, tutti i certo. costituzionalisti senza essere, ci hanno detto sì, riempiamo il mondo di Apolidi, ma veramente la legge sarebbe incostituzionale, ma veramente c'è già, semplicemente c'è per altri reati, quindi non si capisce come potrebbe essere incostituzionale solo estenderla come vuole la Lega, quindi fa anche sorridere. Poi è chiaro che 99 su 100 quando si tratta di immigrati hanno già delle cittadinanze, quindi Apolidi non si rimane perché avendo una doppia cittadinanza ti levano semplicemente quella italiana. Quindi voglio dire, sarebbe assolutamente realizzabile. Quindi vediamo se si riuscirà ad arrivare anche a questo. Sì, ma poi ripeto, la cittadinanza non è che uno ha la cittadinanza e poi dopo finisce lì. La cittadinanza è l'inizio di un altro percorso, che è un percorso di convivenza nella società insieme a quelli che sono i tuoi nuovi compatrioti. Per cui questo è il punto. Questo è il punto. Qui non c'è assolutamente l'idea del fatto che la cittadinanza sia una cosa seria. La cittadinanza è stata vista, lo possiamo dire una volta tanto, la cittadinanza qui si sta usando solo come grimaldello politico per costruirsi un bacino di eventuali elettori. Lo posso dire? Sì, lo puoi dire perché è la verità. E utilizzando spesso i bambini, questa è la cosa più disgustosa, questa è la cosa che fa più arrabbiare, perché ti ripeto, come diciamo sempre, il nostro è un paese dove fortunatamente i bimbi immigrati, indipendentemente dalla cittadinanza loro dei genitori, hanno tutti i diritti, hanno il diritto alla salute, diritto alla scuola, diritto allo sport, c'è il problema delle gite scolastiche, si può ovviare anche al problema delle gite scolastiche, quindi diciamo che l'uso strumentale dei bambini per sanare le irregolarità dei genitori è scandaloso. Poi sai cosa penso, Antonino, ogni tanto, no? Quando io e te facciamo queste dirette, se ci pensi, diciamo, uno vorrebbe dire, ma esprimete un po' sempre gli stessi concetti. Sì, esprimiamo sempre gli stessi concetti, perché purtroppo i fatti di cronaca sono sempre lì. Noi parliamo sempre di femminicidi, perché purtroppo ce ne sono ancora uno ogni 3 giorni. Noi parliamo sempre di cittadinanza, revoca della cittadinanza, Infatti. perché purtroppo spesso molti di questi reati sono commessi dagli immigrati. Cioè, purtroppo non è che la politica che e il problema è che i medesimi temi sono all'ordine del giorno. Poi è chiaro che noi siamo al governo, quindi le azioni spettano a noi, poi siamo anche nell'ambito di alleanza e quindi certe volte è anche difficile perché la Lega propone la revoca di cittadinanza e alcuni alleati propongono lo ius scholae, quindi diventa un po' complicato. Però ecco, bisogna continuare per la nostra strada. C'è una telefonata per noi, la prendiamo subito. Vai. Pronto, chi è là? Eccomi qua, sono Francesco, ciao. Oi, ben trovato, ciao Antonino, l'uomo ciao di Laura, Arona. ciao. Sì, è vicino Ciao, dove è successo. Ciao, vicino dove è successo quel fatto che hai detto prima del senegalese che ha tirato, cioè voleva proprio ucciderla, questa povera donna. Non contento, è sceso giù, l'ha presa pure a coltellate, cioè robe da matte. Però, vabbè, come dicono gli altri di quel partito là che non menziono, vogliono anticipare questa cittadinanza, no? Però a chi si comporta male, a questo punto bisognerebbe anche tirargliela via. Poi senti anche sempre dire da un esponente femminile che è nata al Parlamento europeo, sempre da quella parte di lì, che le carceri italiane sono razziste perché sono piene di gente extracomunitaria e quindi sono razziste. Ma la domanda mi sorge spontanea e qua magari potete darmi voi una risposta. Ma se diventano tutti italiani, automaticamente saranno ancora razziste le carceri, anche se sono di un colore della pelle diverso dal mio. Però sono italiani, saranno razzisti ancora o è perché gente che si comporta male a prescindere dal colore della pelle che va in prigione a scontare la pena? Perché poi c'è sempre anche il lato rovescio della medaglia che ci sono anche le parti offese, no? Se tu mi mandi fuori la gente con indulti, con cose varie così per vari motivi, chi è che risarcisce poi chi ha perso un familiare per un omicidio
quelle cose lì. Mi date una risposta? Vi auguro una buona giornata e statevi bene. A Lega, vi saluto da Roma. Ciao ciao. Grazie a te, un abbraccio. Laura. Saluti a tutta la comunità di Arona che è sempre presente, tra l'altro mi vuole bene. Sì, naturalmente qua non è mai una questione di pelle, no? Di colori. Figurati se avessimo un'immigrazione di massa di svedesi che delinquono, cioè faremo gli stessi discorsi, quindi non c'è mai nessuna forma di distinzione di colori, di pelle e quant'altro. C'è una presa d'atto che già, ripeto, abbiamo dei problemi nostrani. Se poi accogliamo a braccia aperte persone che vengono da paesi dove già di per sé la donna è sottomessa per ragioni religiose o culturali e in più magari sono pure, diciamolo, la parte più marcia della società, perché dobbiamo anche iniziare a dire questo, cioè l'immigrazione che viene da noi spesso, da quei paesi, è un'immigrazione che i paesi di provenienza non la vogliono più, che quando si provano a fare il rimpatrio li respingono, sapete perché? Perché loro sanno che sono delinquenti, questo dobbiamo iniziare a dirlo. Cioè i loro stessi stati non accettano il rimpatrio, non so se mi spiego, quindi ecco bisogna iniziare a dire che non tutti, ma quelli che delinquono e soprattutto relativamente a crimini così efferati non possono e non devono diventare cittadini italiani, in nessun modo, e se lo sono diventati deve essere revocata, quindi e purtroppo non è solo quella parte là che non menzioni, che metti un po' i bastoni tra le ruote tra questo, perché come sai ci sono anche discussioni all'interno dell'alleanza, però ecco la Lega su questo è ferma. Ecco, questo anche per chiarire le idee a chi ci sta ascoltando. Ma guarda, e poi dopodiché sì, va bene, diventano tutti italiani e vanno a finire lo stesso in galera. Quindi allora il problema è un problema di pelle o è il problema che semplicemente non rispettano le regole? Cioè l'unico razzismo possibile, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, è semplicemente la distinzione tra le persone per bene e quelle no, indipendentemente da lingua, razza, religione, sesso, Esatto. colore della pelle, opinioni personali e condizioni sociali. Questa è la realtà dei fatti. Tu puoi essere pure verde a pois bianchi, se ti comporti bene sei il benvenuto. Punto. È molto semplice il concetto. Non è che ci vuole assai a capirlo. Il problema è che purtroppo noi abbiamo in Italia un'opposizione che da più di 50 anni campa su questo ciarpame razzista, con l'ossessione del razzismo. Ma è ora anche di finirla questa storia. Ci sono le persone per bene e le persone che non sono per bene. Cioè, Totò Riina era di pelle bianca, ladies and gentlemen, ed era battezzato, era eterosessuale, era bianco, maschio, eccetera, eccetera. Lo stupratore che ha stuprato quella ragazza a Roma l'altra notte è uno con la pelle nera. E allora che dobbiamo fare? Non lo dobbiamo dire perché ce ne vergogniamo? È un delinquente, esattamente come Totò Riina, punto, non c'è problema. Dov'è la distinzione? Certo. Non c'è nessuna distinzione. Molto esatto, semplicemente. Cioè, a volte diciamo, il giochino è proprio questo, no? Cioè dover giustificare per forza, cioè così come non bisogna assecondare nessuna velleità di esclusione, razzismo, non può neanche essere che perché uno è parte di una minoranza debba essere più giustificato degli altri. Questa cosa è inaccettabile. Decidiamo la società tra delinquenti e non delinquenti. Revochiamo la cittadinanza a coloro che sono delinquenti. Mi diranno allora la devi applicare a tutti e l'applicherò a tutti. Se non creo casi di apolidia l'applicherò a tutti. Punto. E ripeto, la cittadinanza non è un premio, la cittadinanza è un impegno, che è una cosa ben diversa. La cittadinanza significa che tu sei inserito nel paese a pieno titolo e come hai i tuoi diritti, hai però anche i tuoi doveri. E come tale li devi rispettare, perché ogni dovere è pagato da un diritto, altrimenti non è più libertà, altrimenti diventa un'anarchia, diventa un caos in cui ognuno fa quello che vuole. Ognuno fa quello che vuole non è la possibilità per l'evoluzione ordinata della società, molto semplicemente. Mi dispiace, ma sia io che Laura che siamo passati dalle aule di diritto, credo che abbiamo avuto tutti e due lo stesso prof di privato nella figura del professor Piero Schlesinger. Il primo giorno a lezione, tu te lo ricordi sicuro, il professor Schlesinger diceva questa cosa qua: il diritto esiste perché è fattore di ordine e pace sociale.
può piacere o non piacere, ma le leggi esistono per questo scopo, perché se no dovremmo dormire la notte col fucile in mezzo alle gambe per paura che ci entrino i ladri in casa. Invece il diritto esiste proprio per questo motivo, lo Stato esiste per questo motivo. Allora, a maggior ragione, se ci sono le regole le dobbiamo rispettare tutte assieme, né più e né meno, o mi sbaglio? Assolutamente. Come Le diceva regole si lui danno esprimendosi in tedesco, e loro sanno che il diritto è fattore di ordine e pace sociale. Sì, e non solo, il diritto di uno Stato, se tu vuoi vivere in quello Stato, lo devi rispettare. Cioè tu, se vuoi far parte di una comunità, non è che puoi portare la tua regola o il tuo diritto all'interno di quella comunità. Tu ti devi adeguare, lo diciamo sempre, l'hai detto tu, la cittadinanza è un punto di arrivo, non è un punto di partenza. Purtroppo, guarda, lo dico spesso, negli Stati Uniti quando si giura da cittadino americano si giura con commozione, con la mano sul cuore, qua è visto come un aspetto burocratico. Quindi secondo noi la legge sulla cittadinanza va bene com'è, eventualmente bisognerebbe renderla più restrittiva, per esempio pensando a delle forme di revoca, poi certo andrebbe attuata, anche su questo non voglio essere ipocrita. Se poi a 18 anni uno fa la richiesta di cittadinanza, ha vissuto anni qui, dimostra di avere la conoscenza della lingua, la conoscenza delle nostre tradizioni, poi deve aspettare altri 30 anni per averla, questo è ingiusto, perché nel nostro paese ci dovrebbero essere dei tempi che devono essere rispettati, ma anche qui, sai chi ha fatto la legge per dare dei tempi che poi purtroppo rimangono spesso ordinatori? Ma intanto la legge è stata fatta, sai da chi? Per il minimo di avere diciamo, la burocrazia che porti avanti le pratiche della cittadinanza e le chiude entro 5 anni. Indovina chi l'ha fatta? Quel brutto di Salvini, quel razzista di Salvini. Cioè anche lì la demagogia sta a zero. La sinistra parla, Sì, poi tutte le leggi che sono state fatte per migliorare la burocrazia nell'ambito dell'ottenimento della cittadinanza, per chi dimostra di volerla veramente, le ha fatte la Lega. Esattamente, posto che comunque anche qua tutto questo ammuino sulla riduzione del tempo di permanenza, il tempo di residenza da 10 a 5 anni, ma mi metto ma questa gente lo prende il treno ogni tanto in seconda classe? Lo sente, lo ascolta quello di cui parla la gente vera? Cioè io veramente li prenderei, gli direi venite con me, prendiamo il treno alle 20:47 da Cadorna per Novara Nord e vediamo di che parla la gente, vediamo se parla di questi problemi. Su questo però Antonino ti voglio raccontare invece un aneddoto positivo, che è positivo nella sua negatività, nel senso che è stata una battuta magari infelice ma poi ha portato a positività. Ho preso, io che lo prendo regionale in seconda classe, questo weekend sono andata a Cuneo con Clarissa e ho preso appunto il Torino-Cuneo regionale in seconda classe e chiaramente, come dici tu, no? Si vede parecchia gente, diciamo che probabilmente, ecco così, non ha un lavoro, diciamo, una dimora stabile, mettiamola così. Adesso ci sono anche più controlli all'ingresso dei treni, tu lo sai, e sono molto più efficaci anche qui perché il ministro Salvini ha messo in essere un'operazione di controlli serratissima. Certo. Io stessa, prima di salire sul treno, per la prima volta in vita mia mi hanno chiesto il biglietto, che secondo me è cosa buona e giusta, così evitiamo le aggressioni ai controllori sui treni regionali quando ci sono soggetti che sono lì senza biglietto. Però ti devo dire che mi sono volutamente seduta di fianco a un gruppo di ragazzi che avranno avuto tra i 14 e i 16 anni, tutti vestiti con la tuta, non diciamo di che marca, però diciamo di una nota diciamo casa sportiva, tutti immigrati, penso di seconda generazione, ragazzi giovanissimi, e tutti che bella fra, bella ma, e qui e lì. A un certo punto facevano tra di loro il gesto dei saluti, no? Col 5, col coso, coi pugni, e a un certo punto uno fa all'altro, no, questo no, sa troppo di Cuneo. Anche io scherzosamente gli ho sorriso, perché devo dire che erano molto carini, perché non ci sono soltanto le seconde generazioni, diciamo, di stupratori e spacciatori di droga, ci sono anche le seconde generazioni che avranno, e quello mi guarda interdetto, perché io lo guardo e dico, ma come fa un po' Cuneo? Io sono di Cuneo, ho detto, sono orgogliosa di essere di Cuneo, tu stai dando Cuneo, probabilmente vivi a Cuneo, perché Cuneo è sinonimo di sfigata. Allora si sono messi tutti a ridere e mi hanno detto, no, ha ragione, però per dirti, no? Ci sono anche situazioni in cui si può interagire, però anche lì
ecco, con un po' di insegnamento. Se tu sei a Cuneo, sarà pure non la città, non sarà Gotham City, mettiamola così, però è la città che ti ha accolto, quindi magari no, non dici questo fa troppo Cuneo, poi cittato, ragazzini, anche io volevo fare la milanese a 15 anni senza esserlo, però ecco, mi ha divertito come aneddoto. E comunque Poi vorrei sai, io sono una ricordare che Cuore, il io sono una mitico foglio attaccabrivide poi. comico, ha per anni dedicato una pagina alla famosa cronaca di Cuneo e io ne ero un lettore, quindi Cuore. Sai che a me la mettevano proprio alla Cattolica sul banco tutti i giorni, sul banco perché ancora noi la frequenza la dovevamo fare e mi mettevano la cronaca di Cuneo per prendermi per il culo, una volta a settimana in realtà era. sì, E scusami, ho detto una infatti. parolaccia, ma qua si può dire tutto, ma era molto divertente. La cronaca di Cuneo. Era geniale, perché da un lato Era c'era la cronaca geniale. di Cuneo e nell'altra c'era la Gialappa che faceva la presa per il culo alla domenica sportiva e a tutti i programmi sportivi del weekend appena passato, straordinario. Laura, senti, si sono fatte le 15:51 in questo momento. Che dici? Proviamo a tirare un pochettino le somme di questa nostra Sì. conversazione prima di Sì. salutarci. Sì, come al solito noi sempre molta carne al fuoco, abbiamo affrontato sia diciamo reati recenti, fatti di cronaca, sempre in chiave senza mai permetterci di dare definizioni sulle diciamo così le vittime o i carnefici o il lavoro degli inquirenti, ma sempre vista dal punto di vista sociale. Registriamo purtroppo che ogni puntata ci tocca trattare un femminicidio, abbiamo toccato il tema della cittadinanza, abbiamo toccato il tema dei diritti delle donne che possono essere così limitati anche da certe ideologie woke, e non ci sentiamo diciamo retrogradi nel difendere i diritti delle donne rispetto a queste ideologie, quindi io credo che in questo spazio come sempre cerchiamo di fare un po' di cultura, dai, nell'ambito, a me non piace troppo sempre questa roba paritario, nell'ambito sociale, perché poi dobbiamo dirlo, tutte le discussioni che facciamo le facciamo per far migliorare la società, perché se migliorano le situazioni delle donne migliora anche la società. E questo è cultura, perché cultura viene da colere, cioè coltivarsi e crescere. Ecco, cresciamo grazie anche a queste parole. Laura, allora, grazie del tuo tempo, le Grazie a te. 15:52. Grazie a te, le 15:52 30 secondi. Grazie per essere stati con noi. Ci salutiamo con una bella canzone di Natalie Imbruglia che probabilmente alla padrona di casa piacerà, Torn del 1997. Con me ci ritroviamo alle 18 con Zoom, con Laura ci si ritrova lunedì prossimo insieme con Sammy Varin. Ciao a Grazie tutti, per ciao essere stati. Elisabetta, ciao Arona, ciao Elisabetta, ciao Arona. Ciao, grazie per essere stati con Ciao, noi grazie a e te, ricordate ciao che the Gigi. best is yet to come. A più tardi. Avete ascoltato l'altra metà della radio.